Amici, ben ritrovati. Dopo 1076 giorni ritorna la 48esima mostra mercato di Marroni Monfenera. Qui accanto a noi Manuel Bersolini, l'inossidabile presidente, che anche quest'anno è riuscito a portare in porto questa fantastica manifestazione. Esatto, non so cosa significhi partorire, ma per me è stato come partorire. Ce l'abbiamo fatta, 1070 e oltre giorni, siamo qui, le castagne ci sono, i volontari pure, il capannone a 1150 posti, pronto ad ospitarvi. Che dire, abbiamo bisogno della vostra presenza, di riempire il capannone e passate parola. La mostra mercato Marroni del Monfenera è tornata e, come dice il nostro jingle alle radio, ci sono sagre e sagre di qualità e la nostra è una sagra di qualità. La pausa forzata di questi ultimi anni ha portato tanti a allontanarsi da queste manifestazioni e i neonati, i bambini piccoli, non sanno che cosa fossero queste feste, che cosa siano queste feste, e sono contento a vederli correre lungo il capannone, giocare, mi danno la carica. Siamo pronti. Ci deve essere sinergia tra un'amministrazione comunale e il volontariato del proprio paese, che si dedica per promuovere un prodotto del nostro territorio e promuovere anche del turismo attraverso queste manifestazioni. Abbiamo quasi 200 persone che si prodigano, si impegnano, i fine settimana lavorano qui, famiglie, nonni, figli, tutti per un unico scopo: il successo di questa manifestazione. Siamo appena partiti, ma abbiamo già vinto. L'amministrazione ha l'obbligo non solo morale di accompagnare queste persone, ma soprattutto accompagnarle attraverso la burocrazia, che qualche volta le mette anche in difficoltà. Il menù classico, menù degli anni scorsi, ma parliamo di eccellenze culinarie: il pasticcio ai marroni, abbiamo i tortelli marroni, gli gnocchi marroni, lo spezzatino di sorani marroni, la nostra birra ai marroni. Quest'anno una grande novità: la pasta fresca al sugo specche marroni. Dolci marroni, dovete venire qui, riuscite a mangiare dall'antipasto al dolce a base di marroni del Monfenera. Vi aspettiamo! Vede roba, tradizione straordinaria quella della mostra mercato dei Marroni del Monfenera, tra l'altro prima sagra di qualità in Italia, quindi un doppio orgoglio come consigliere provinciale, come assessore all'associazione, essere qui soprattutto dopo 1075 giorni in cui questa sagra non si è potuta tenere proprio a causa delle restrizioni Covid. Quindi emozione straordinaria e soprattutto un grazie, un sentito ringraziamento ai tantissimi volontari e alle tantissime associazioni coinvolte che sono riuscite a mettere in piedi quest'anno questa sagra con questo straordinario capannone e soprattutto a realizzare le nuove cucine. A loro il nostro grazie e in bocca al lupo per le prossime settimane. Un turbinio di eventi, una cascata di manifestazioni, una dopo l'altra. Musica da sabato sera. Il sabato 29 il concerto di Danilo Cacuensacco, l'ex voce di Nomadi, che ci esibirà con il repertorio di Nomadi e anche delle sue canzoni. Le domeniche pomeriggio, tutte dedicate ai bambini. Dalle domeniche mattina, mercatino dell'artigianato fino alla sera. E il sabato, come dicevo prima, musica, musica, musica. Venite, vi aspetto. E adesso andiamo a riportarci anche noi e a divertirci mangiando un buon piatto di castagne. Evviva i Marroni del Monfenera! www.marronidelmonfenera.it. Lo ripeto, vi aspettiamo.